Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, anche oggi vi accompagniamo al Museo di Santa Giulia per mostrarvi un bronzetto votivo. Ritrovato in via Crispi presso la chiesa di Sant'Afra, ora Sant'Angela Merici, durante gli scavi del 1839 fu donato ai membri dell'Ateneo dal colonnello Giovanni Battista Chizzola nel 1843. La mano, con pollice, indice e medio stesi e anulare mignolo piegati, era un simbolo apotropaico legato a Sabazio, divinità orientale della vegetazione e dei campi d'orzo e di grano, cui si riferisce la pigna. Il suo culto, legato alla fecondazione e alla rigenerazione della natura, prevedeva cerimonie orgiastiche cui allude il serpente attorcigliato intorno al polso. Ed ecco il proverbio di oggi, sentite un po'. El fum el vadrea kei bei. Lo conoscete? Chissà gli altri se lo sanno. Camilla fotografa, te ne appassionata di fotografia? Sì, appassionata di fotografia. Bella questa. E che fotografi? Quali sono i tuoi soggetti preferiti? Ma un po' di tutto, prevalentemente monumenti, un po' la città, un po' quello che vedo, anche persone a caso. Beh, Un insomma, soggetto specifico, diciamo. Beh, insomma, guardi un po' Camilla, invece il nostro soggetto purtroppo è il dialetto, cioè non purtroppo, magari purtroppo per te non vorremmo metterti in difficoltà. El fum el vadrea kei bei. Sai tradurla? È il fum. El fum. Il fum, non saprei. Sembrerebbe tipo, non so. Si accende un fuoco. Il fumo il va fum. dietro a quei livelli. Ok. Tu sapresti anche dare un significato? In realtà no, non saprei. È un detto bresciano? Potrebbe essere. No, non saprei il significato, a dire la verità, anche perché non l'ho mai sentito. Allora, siamo in compagnia di Elisa e di Leonardo, studenti immagino. Io sì. Tu no? Io lavoro. Ah sì? Vero che lavori? Sì. Lavora? Sì. Tu studi? Sì. Vabbè, lo dicono loro, ci fidiamo. Autocertificazione. E chi è più esperto col dialetto? No. Lei. Lei? No. Lui fa il cavaliere, dai. Sì. Senti Leo, el fum, el vadre a kei bei. Devo tradurre. Il fumo, ti aiuto. Va Fumo quello legale, quello effetto della combustione, mettiamolo così perché... dritto a chi è bello? A parte che non l'ho mai sentito, poi il fumo va dalla parte di chi è buono, nel senso che chi è bello ha più successo nella vita, in pratica vuol dire questo. Letteralmente non so... Non hai avuto successo perché è ancora un bell'uomo, quindi... Ma no, bell'uomo, mi arrangio, dai. Come diceva Totò, non sono brutto, mi arrangio. Ecco. El fum el vadrea kei bei, ma cos'è questo fumo? È la vanità, quindi la vanità, la presunzione di essere davvero belli segue chi si considera tale, ma che magari proprio bello bello non è. Bene, questo era il proverbio di oggi, vi salutiamo e vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima. Parola adesso ai nostri ragazzi, ciao! Ciao Lorenzo, tu sai cos'è la codega? No. Si può mangiare? Boh, penso di sì. Quale animale ti fa venire in mente la codega? La collega è... il gallo. Il gallo? No, è la cotenna, la cotica, ovvero il maiale. Ah, ma non lo sapevo.